Quando circa 20 anni or sono, all'inizio del 1982, uscì il mio primo saggio sul federalismo, non furono in molti a trovarlo interessante o di attualità. Il libro aveva un titolo volutamente provocatorio: il federalismo in Sardegna, un'alternativa perdente, e la provocazione stava tutto in questo punto interrogativo. Nel migliore dei casi, il giudizio più benevolo era quello di sterili esercitazioni di intellettuali o anche di generose visioni utopistiche. A parte il fatto che il senso dell'utopia era ben presente nel mio libro, anzi, la chiusura del libro era sintomatica. Non ricordo esattamente le parole perché sono passati molti anni e ve le leggo. Utopia, anche l'utopia ha un senso, è un'indicazione, è un segno di qualcosa da superare e di una meta lontana che può provocare idee e fatti strettamente contemporanei. Il fatto è che in Sardegna, ma anche nell'intera Italia, in quegli anni la parola federalismo era in disuso da molti anni, fin dagli anni dei dibattiti all'Assemblea Costituente del 46-47. Era un termine che veniva usato sempre di più di rado solo per indicare un'Unione Europea ancora vaga e indeterminata. La stessa Lega Nord di Umberto Bossi, che allora si chiamava più modestamente Lega Lombarda, muoveva i suoi primi passi e la sua concezione federalistica assomigliava più a una sorta di confederalismo fortemente intrisa da venature separatistiche. Questi profeti disarmati, chiamiamoli anche questi utopisti, hanno però avuto negli ultimi anni la loro piccola rivincita. Piccola. Oggi, più basso. Oggi termini come federalismo, espressioni nel caso sardo come nazionalità sarda o identità etnico-linguistica non sono più considerate alla stregua di eresie partorite dal cervello dei soliti intellettuali irrequieti. Diciamo che hanno superato lo sbarramento tradizionale e sono entrati prepotentemente nella comunicazione di massa. Specialmente il federalismo è ormai diventato di moda, anzi è stato fatto proprio dalle principali forze politiche, sia del centrodestra sia del centrosinistra, fatte proprie, anche di quelle forze che erano state sempre ostili a qualsiasi discorso sul federalismo, anche di quelle che non avevano certo brillato per un eccessivo zelo in campo autonomistico nella difesa delle autonomie regionali. Eppure sono proprio questi unanimismi, queste troppo rapide conversioni che ci rendono dubbiosi, che ci rendono prudenti nel giudicare i vari progetti che abbiamo visto scorrere in questi ultimi anni nelle varie bicamerali, chiamati progetti federalisti, ma che di federalismo hanno molto poco. Tutte poi queste bicamerali regolarmente fallite. Perfino la legge approvata dal Parlamento recentemente con una maggioranza risicatissima e poi sottoposta al referendum sarebbe difficile, un po' difficile giudicarla federalista. Anzi, addirittura, se vogliamo vedere, questa legge non si chiama nemmeno federalista e la parola federalismo neppure compare nel testo. Quindi io direi che tutto questo indica una sola cosa: la mancanza di una vera cultura federalistica nella classe politica, sia della destra che della sinistra. Insomma, il federalismo non può essere, ancora una volta, una forma di decentramento anche più spinto di prima. Non può essere un aumento di poteri alle regioni, ma poteri che lo Stato centrale può sempre bloccare. Ecco. Il federalismo
quello vero, intendo, è potere che viene dal basso, potere che emana primariamente dallo Stato-Regione che si federa e che trova il suo equilibrio col potere centrale attraverso nuovi organi istituzionali e nuove leggi correttive, così come avviene in tutti gli Stati federali. Questo è l'equilibrio federalista. Per questo non si può affidare una riforma federalista a una commissione bicamerale che è espressione in fondo di un Parlamento ad alto indice di risosità, e nemmeno a un voto parlamentare che si esprime con una maggioranza di pochi voti. Invece noi siamo del parere che una riforma federalista può essere fatta solo da una nuova Camera, da un'assemblea costituente eletta dal popolo e che agisca in piena autonomia e senza condizionamenti. Per la Sardegna, che è il compito, che in fondo è l'argomento che mi è stato affidato, io ho sempre detto anche in passato che la Sardegna gode di una sorta di primogenitura in campo di federalismo. Forse in nessun'altra regione d'Italia si è mai parlato di federalismo e dibattuto di federalismo come in Sardegna negli ultimi 150 anni. Anche a prescindere dai giganti del federalismo sardo dell'Ottocento, Asproni, Toveri, se ci portiamo al Novecento ricordiamo che nel 1920, quando non si parlava più di federalismo in Italia, in Sardegna il congresso dei combattenti di Macomer parlò di federalismo. E diciamo che in Italia questo termine ormai era in disuso da oltre 80 anni, dopo l'ultima sconfitta del federalismo risorgimentale. Vediamo anche di tracciare un breve excursus della storia del federalismo sardo dell'Ottocento e del Novecento, sarà breve. Intanto non si può dire che la Sardegna sia rimasta assente nel dibattito sul federalismo che animò l'Italia, specie nel ventennio 1840-1860. Però sbaglierebbe anche chi pensasse che il pensiero federalista sardo dell'Ottocento fosse una semplice proiezione di quello continentale. Indubbiamente ebbe il suo influsso, le idee del continente ebbero il loro influsso sugli intellettuali sardi, però agì in maniera autonoma, e questo si spiega anche con la necessità di dover conciliare in Sardegna il pensiero federalistico con le esigenze autonomistiche della Sardegna. Era in fondo la secolare questione sarda che era esasperata in quegli anni dalle catastrofiche conseguenze della perfetta fusione col Piemonte. Diciamo che il principale filone federalista della Sardegna nell'Ottocento fu quello di matrice cattolico moderata, quello chiamato neoguelfo, il neoguelfismo, i cui massimi esponenti furono Vincenzo Gioberti e Antonio Rosmini. Intellettuali sardi come Vittorio Angius, fratelli Martini, Antioco Appolla e poi Federico Feno e anche Giuseppe Musio mostrarono interesse verso questo filone, anche se apportarono, ciascuno di essi apportò delle modifiche. E poi ricordiamoci un fatto molto importante: il federalismo neoguelfo più che federalismo fu confederalismo, in quanto non metteva in gioco la sovranità degli stati italiani che avrebbero dovuto partecipare alla confederazione, e la stessa figura dei principi che erano a capo di questi stati non veniva messa in discussione. Per esempio, nel primato di Gioberti si parla del Lombardo-Veneto come di una entità che sarebbe dovuta federare alla Confederazione Italiana, dimenticando però di dire che il re del Lombardo-Veneto non era altro che l'imperatore d'Austria, che era il principale oppositore all'unità d'Italia, quindi un po' ambiguo come concezione. Quindi diciamo che il federalismo sardo espresse il meglio di sé nell'altro filone, quello democratico repubblicano, che ebbe come massimi esponenti Giorgio Asproni e Giovanni Battista Toveri. All'inizio anche Giorgio Asproni si innamorò delle dottrine neoguelfe, però
lei abbandonò ben presto dopo la sconfitta della prima guerra d'indipendenza nel 1849, quando abbracciò definitivamente la fede repubblicana. E al pari di Cattaneo, di Ferrari, fu repubblicano federalista. Egli guardava con molto interesse al modello degli Stati Uniti d'America, che proponeva per gli Stati Uniti d'Italia. Ebbe sì un momento di debolezza, cioè di sbandamento forse nel 1860, quando si profilò il pericolo di una cessione della Sardegna da parte di Cavour alla Francia, e parlò anzi di Vespri Sardi come motto insurrezionale per staccare la Sardegna dall'Italia, ma fu un momento fugace. In sostanza Asproni non mise mai in gioco l'appartenenza dell'Italia, della Sardegna autonoma e federata all'Italia, per cui può essere annoverato senz'altro come uomo del Risorgimento, con una peculiarità che lo rende un po' diverso, cioè, e che lo fa annoverare fra gli antesignani del moderno meridionalismo. Mentre infatti per le correnti moderate l'unità d'Italia doveva farsi aggregando con una lotta armata che avrebbe aggregato progressivamente le regioni italiane al Piemonte, scacciandone gli stranieri e i principi in testa, mentre per gli stessi repubblicani di Mazzini l'unità d'Italia si sarebbe dovuta fare con un moto rivoluzionario che fosse partito preferibilmente dalle città del nord. Asproni era di tutt'altro avviso. Egli era convinto che solo una rivoluzione di popolo partita dal sud avrebbe avuto la sua marcia inarrestabile fino al nord, avrebbe costretto l'Austria a ritirarsi e il Piemonte ad accettare una unificazione su base repubblicane. Di questo progetto Asproni parlò al Garibaldi al momento della impresa dei Mille, anzi si precipitò subito a Napoli per parlargliene, se non che il generale Garibaldi, grande stratega nella lotta armata, non lo era altrettanto nelle cose politiche, e lo si vide quando rinunciò alla sua marcia inarrestabile verso Roma e si adattò ben presto alle esigenze unitarie della monarchia sabauda. E ad Asproni, che ben conosceva i limiti politici del generale, non restò che restare da passivo impotente osservatore dello scempio che i gendarmi e i funzionari piemontesi perpetravano nelle province del sud, ben conscio che questo scempio era già avvenuto in Sardegna molti anni prima. Fu però Giovanni Battista Tuveri, l'altro grande gigante del federalismo sardo dell'Ottocento. Forse anzi la concezione di Tuveri, federalista di Tuveri, è più interessante, non più interessante, direi più avanzata di quella di Asproni, a mio parere sempre. Anche Tuveri parlò degli Stati Uniti d'Europa, quindi parlò del federalismo esterno, però è nel federalismo interno, quello italiano, che lui spende il meglio del proprio pensiero politico. Cioè egli era un estimatore più che del modello americano di quello svizzero. Per lui la federazione italiana avrebbe dovuto comprendere stati e regioni che avrebbero seguito i confini delle regioni storiche, oppure anche di gruppi di regioni, però non necessariamente passanti nei confini degli stati esistenti nel 1948. Ma c'è anche di più. Tuveri si preoccupò anche del pericolo di un nuovo centralismo che poteva sorgere all'interno degli stati membri della federazione. E parlò quindi della difesa a oltranza intanto l'autonomia dei municipi, dei comuni, grandi o piccoli che fossero. Però parlò anche, a differenza di Cattaneo e di Asproni, della necessità di un ente intermedio, fosse pure la provincia oppure più piccolo, fosse un circondario, liberato dall'autorità prefettizia e dotato di forti autonomie.
C'è anche da dire qualcosa sulla differenza fra Mazzini e Tuveri, cioè certo Tuveri non era un mazziniano, anche se i rapporti fra i due erano ottimi e gli articoli di Tuveri venissero ospitati regolarmente nei giornali mazziniani, non so, Roma del Popolo, Libertà e Associazione. C'è anche qualche analogia nel pensiero politico, nel fondamento religioso del pensiero politico, però se ne distanziava per il suo modello federalista, parlo di Tuveri, che mal si adattava all'unitarismo di Mazzini. Però anche su questo punto è oggi in corso una revisione storica, anche sulla guida di nuovi documenti che il professor Salvo Mastellone ha pubblicato recentemente. Cioè, ingiustamente il Mazzini è stato incasellato in una nicchia di federalismo rigido che alla lettura delle sue opere non è mai esistito, perché Mazzini era un fautore di larghe autonomie dei municipi, forti autonomie dei municipi, dei comuni, e per le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, prevedeva l'autonomia regionale. Certo, questo non è federalismo, tout court, perché l'autonomia, benché sia parte del federalismo, non è tutto il federalismo. E lo dice chiaramente Tuveri in un suo memorabile articolo del 1873 nel Corriere di Sardegna, quando dice che la storia ci dà esempi di monarchie assolute che concedettero larghe autonomie regionali, locali, senza rinunciare al loro effettivo potere centrale. Passiamo al Novecento. Una volta proclamato il Regno d'Italia e ritiratisi gli ultimi federalisti, Ferrari, Cattaneo, Aspruni e Tuveri in Sardegna, il federalismo non si parlerà più per circa 80 anni. Bisognerà arrivare all'Assemblea Costituente del primo dopoguerra. C'è un'eccezione, ed è la Sardegna, ancora una volta. Come ho detto prima, nel 1920 a Macomer si celebrò il terzo congresso dei combattenti, dove fece capolino la parola federalismo. Certo, si trattava di un federalismo ancora embrionale, e una concezione più matura del federalismo lo si ebbe l'anno seguente al congresso costitutivo del Partito Sardo d'Azione, 1921 a Oristano, quando si parlò di Sardegna fortemente autonoma nell'ambito di una federazione repubblicana italiana. Negli anni successivi il Partito Sardo poté, nei congressi successivi, anzi elaborare ancora meglio il concetto federalista. È interessante leggere un brano di Bellieni del 1922. Scusate, cerco il brano. Cosa dice Bellieni? Il riordinamento in senso autonomistico deve dar luogo ad uno Stato federale. Esempi: la grande confederazione americana. Notiamo che Bellieni usa indifferentemente i termini di confederazione e di federazione. La Svizzera, la Germania. Quasi tutti gli Stati federali, dice Bellieni, si sono costituiti attraverso un processo storico di coordinazione dei diversi Stati sovrani in un unico organismo che avvoca a sé la sovranità. Nel caso dello Stato italiano, il processo di trasformazione sarebbe anche un processo di disintegrazione. Parti giuridicamente indifferenziate dell'organismo burocratico uniforme, stile francese, assurgerebbero a vita autonoma. Questa rivoluzione, dice ancora Bellieni, può apparire e in effetti è nella sua funzionalità molto pericolosa. Però è certo che se essa venisse compiuta contemporaneamente con profondo senso di italianità in tutte le regioni d'Italia, ciò che potrebbe rappresentare desiderio di soluzione sarebbe invece volontà di rinnovamento. È incredibile la grande attualità di queste parole pronunciate da Bellieni 80 anni fa. Ma intanto il fascismo è alle porte. Diciamo che in quegli anni i sardisti, i padri del sardismo, alcuni di essi anzi, parlano anche di un federalismo esterno, che però non è quello del federalismo degli Stati. È un federalismo di regioni autonome che
che si muovono trasversalmente agli stati esistenti. Una federazione che avrebbe dovuto, mediterranea la chiama, che avrebbero dovuto diciamo, includere diverse regioni e minoranze all'interno degli stati europei. Qualche esempio: le 3 isole, Sardegna, Sicilia, Corsica, le Baleari, la Catalogna, la Provenza e perfino l'isola di Creta. Non tutti i padri del sardismo furono d'accordo su questo progetto. Lussu, per esempio, se ne dissociò con una nota di garbata ironia, diciamo. Ormai il sardismo, il fascismo è diventato un regime, il Partito Sardo d'Azione viene sciolto e il suo leader Emilio Lussu è mandato prima in carcere e poi al confino. Quindi anche il dibattito sul federalismo così fecondo si spegne in Sardegna, però continuerà nell'emigrazione parigina in seno al movimento Giustizia e Libertà, fondato da Emilio Lussu e da Carlo Rosselli, che sono confluiti a Parigi dopo la fuga da Lipari. E proprio sul settimanale organo del movimento omonimo, Giustizia e Libertà, si svolge un appassionato dibattito sul federalismo. È Lussu che fa la parte del leone. Sentiamo cosa scrive Lussu nel 1933. La regione è in Italia, scrive Lussu, una unità morale, etnica, linguistica e sociale, la più adatta a diventare unità politica. La terra, il clima, le acque, la posizione geografica, antiche influenze commerciali contribuiscono a dare ad ogni regione una sua autonomia, economia caratteristica e quindi una vita sociale chiaramente distinta. Nel futuro Stato federale, continuava, le regioni saranno gli Stati federati, ognuno dei quali avrà la sua organizzazione statale più o meno come quella della Germania, dell'Austria o della Svizzera. È chiaro che tutto quello che concerne la politica estera, la difesa, la moneta, il diritto penale sarà di competenza del governo centrale. Tutte le altre materie saranno di esclusiva competenza delle regioni. È evidente in queste righe l'influenza di Cattaneo. Poi Lussu lancia qualche strale contro i comunisti e sul loro preteso federalismo. Così è oggi, scriveva Lussu, per l'Unione delle Repubbliche Sovietiche. Essa è uno Stato federale solo per le carte geografiche, poiché la dottrina comunista nega le garanzie specifiche dei diritti individuali e le dichiarazioni scritte nella Costituzione affermano i diritti del popolo lavoratore, ma ignorano l'individuo e il cittadino. Gli Stati federati altri non sono se non delle province subordinate senza autonomia. Federazione apparente, dunque, e centralismo reale. Cade il fascismo e in Sardegna si ricostituiscono i partiti politici. Anche il Partito Sardo d'Azione si ricostituisce ai suoi congressi e ribadisce la sua opzione autonomista e federalista. Il suo referente nazionale è il Partito d'Azione, con il quale si alternano periodi di grande concordia e periodi di scoria. Comunque, alla discussione dell'Assemblea Costituente, sardisti, azionisti e una pattuglia repubblicana combattono disperatamente in pochissimi in un'assemblea di oltre 500 membri, forse loro non erano neppure 15 per l'idea federalista. E dimenticavo che non è solo Lussu a parlare di federalismo in quel periodo. Devo ricordare anche un altro grande sardista azionista, Gonario Pinna, il quale nel 1945, in una serie di articoli su Rescossa, parlò del problema politico del federalismo, raccolto poi in libretto ora introvabile e con una fotocopia, che è di un'estrema attualità. Comunque fu Lussu a combattere la sua disperata battaglia con la sua nota passione, ben conscio che la partita era perduta in partenza. E il suo discorso del 27 maggio 1947
è considerato il canto del cigno del federalismo sardo del dopoguerra. Polemizzando come un leone contro gli sforzi congiunti della destra, del centro e della sinistra storica, Lussu smascherava gli avversari, anche quando questi finivano per optare per uno Stato dell'autonomia, gabellandolo per una forma ai limiti del federalismo. Dico federalismo, tuonava Lussu dalla tribuna, e non come dovrei autonomismo, per indulgere a quegli unitari che considerano questo nostro autonomismo come una sottospecie di federalismo più o meno mascherato. Lo dico francamente, vada pure per questa sottospecie di federalismo, però senza maschera. E così anche la seconda battaglia del federalismo fu perduta. Per il caso della Sardegna si doveva constatare una nuova batosta. Lussu si era adoperato e aveva ottenuto dal governo centrale la possibilità di estendere il modello dello statuto siciliano, ben più ricco di competenze, alla Sardegna. La consulta sarda respinse questa proposta con pretesti insignificanti e alla fine successe che la Costituente poteva votare il nuovo statuto speciale solamente nell'ultimo giorno utile. Uno statuto asfittico, anemico, quello che tutti noi conosciamo, abbiamo sperimentato per 50 anni e qualche volta anche malamente applicato e che tutti oggi vorremmo riscrivere. Dopo quella seconda sconfitta del federalismo passeranno 20 anni di nuovo silenzio sul federalismo, sulla parola federalismo non sentirà più, almeno per il federalismo interno. Sarà merito alla metà degli anni 60 di Antonio Simon Mossa, un esponente sardista che parlò appunto di federazione delle regioni e delle etnie, federazione euro-mediterranea, qualcosa che ricordava vagamente il progetto dei sardisti del primo dopoguerra, ma meglio articolato. Poi questo progetto fu ripreso in parte anche dal movimento neosardista degli anni 70, che si raccoglieva attorno ad alcune riviste d'assalto. Ne ricordo qualcuna: Su Popolo Sardo, Sardigna, Il Popolo Sardo diretto dal professor Liliu, si ricorda? Sardegna Europa del professor Usai e Nazione Sarda, al cui comitato di redazione mi sento onorato di aver partecipato. Il mio excursus sulla federalismo, sulla storia del federalismo, della storia contemporanea della Sardegna è completato. Qualche riferimento sulla situazione attuale e ho finito. La situazione si presenta tutt'altro che rosea. Fallite le bicamerali, insoddisfacente la legge parlamentare recente, imprecisa e vaga ancora la proposta di Bossi, che pure contiene però un elemento importante, bisogna riconoscerlo, la Camera delle Regioni. Non ci resta che sperare in una speranza un po' vaga, in un ravvedimento di una parte delle forze politiche trasversali che si mettono d'accordo per un'assemblea costituente che possa varare una nuova legge federalista. Io ho parlato prima, accennato alla mancanza di una cultura federalistica e la prova nelle varie forze politiche sia di destra che di sinistra. E la prova vi è data dalla opposizione ostinata che c'è stata ultimamente per la trasformazione del Senato in una Camera della Regione. Pensiamo che la Camera della Regione esiste in tutti gli stati veramente federali del mondo e rappresenta uno dei cardini su cui poggia l'istituto federale, assieme all'altro cardine che è dato da un esecutivo forte eletto dal popolo, poiché sia il presidenzialismo, che sia il vicepresidenzialismo, che sia il premierato, si potrà sempre discutere. E c'è un altro problema che però dico solo a titolo personale, diciamo. Cioè mi pare che se anche si dovesse arrivare per assurdo alla definizione di un nuovo Stato federale che contenga sia la Camera delle Regioni sia il premierato o il presidenzialismo, in Italia esiste un altro grosso ostacolo al federalismo
e che non è stato preso in esame, mi pare almeno dai precedenti progetti, ed è l'esistenza in Italia di un istituto fortemente centralizzato, qual è quello delle prefetture di stampo napoleonico. Cioè, questo istituto si incunea a livello provinciale all'interno stesso delle regioni che si vogliono federare. Quindi sono in grado di annullare, di annacquare ogni progetto federalista. Non sono un giurista e quindi preferisco non addentrarmi in questa materia un po' rovente. Per finire ricordo che noi abbiamo l'orgoglio della primogenitura nella discussione sul federalismo. Però attenzione, una cosa è l'orgoglio, una cosa è la realtà, la dura realtà. E la dura realtà ci dice che la Sardegna è praticamente assente dall'attuale dibattito sul federalismo. Se pensiamo che nell'ultima bicamerale non sedeva nessun sardo, per esempio, che io sappia nessun progetto è partito dalla Sardegna. Oggi si sente da tutti i sardi, o da una gran parte dei sardi, o non so, o da una piccola parte, non so quantificare, la necessità di rinegoziare e di riscrivere lo Statuto speciale. È sorto anche un movimento al quale io stesso ho dato entusiasticamente la mia adesione, che si batte per la costituzione di un'assemblea costituente sarda che possa riscrivere questo Statuto speciale. Però attenzione, non tutti coloro che hanno caldeggiato questo movimento forse si rendono conto che la nostra battaglia per avere un altro Statuto speciale significa una sola cosa, che non abbiamo nessuna fiducia che ci sarà uno Stato federale, veramente federale. Perché in un vero Stato federale, l'ho scritto tante volte, forse non ci sarebbe bisogno neppure di uno Statuto speciale. In nessuno Stato federale ci sono statuti speciali. Faccio un esempio. Prendiamo gli Stati Uniti d'America, uno dei 50 Stati, il Nuovo Messico. Quando alcuni anni fa ha voluto fare una legge sul bilinguismo, cioè parificando lo spagnolo, che è la lingua della maggioranza della sua popolazione, all'inglese, non ha avuto bisogno di nessun statuto speciale, perché le sue leggi, le sue competenze gli davano ogni facoltà di specificità. Viceversa c'è il caso di Porto Rico, che non è uno Stato federato dell'America, ma è un territorio autonomo con statuto speciale, però non ha questi poteri. Quindi se ci sarà un vero Stato federale, io sarò sempre del parere che forse non c'è bisogno di uno statuto speciale. Se però, come io temo, anzi sono quasi sicuro, non ci sarà un vero Stato federale, allora io sarò in prima linea per la lotta per uno statuto speciale. Tuttavia, la conquista di un nuovo statuto speciale non vorrà dire fine della lotta per il federalismo, perché la battaglia continuerà. Saremo ancora una volta in trincea per raggiungere il nostro ideale di sempre, che è una Sardegna autonoma, fortemente autonoma, in un'Italia federata, a sua volta membro di una federazione europea e mediterranea dei popoli. Grazie.